Ciao ragazzi, questa è la bellezza dell'altopiano di Asiago a Lusiana dove mi trovo e guardando questo paesaggio capirete perché il luogo che vi faccio conoscere oggi si chiama Malga Verde. Malga Verde non è soltanto un luogo di allevamento e di produzione casearia, in particolare dell'allevo di opì o di accoglienza turistica. Per me è anche un luogo di sintesi dei percorsi di vita della famiglia Cortese, il papà, la mamma e i 3 figli. Papà fa l'allevatore da sempre, ha iniziato ancora negli anni 80, anche da prima, e nel 2006 decise di prendere in gestione questo posto bellissimo. Lo fece da solo, continuando a fare comunque l'allevatore. E chissà se magari coltivava la speranza che anche i suoi figli continuassero sulle sue orme. Ma così non fu, o almeno subito, perché poi tutti e 3 sono tornati. E allora questa è anche la storia di un ritorno. Siamo tornati perché abbiamo fatto un'esperienza fuori tutti, quindi io ho fatto 5 anni da un commercialista, Davide ha lavorato anche lui 7-8 anni via, e uno alla volta, prima io, poi Michele, poi Davide, e siamo rientrati un po' per voglia di tornare a fare quello che faceva il papà, che fa il papà, e un po' perché ci siamo appassionati a quel che è il discorso formaggi e un po' perché l'ambiente di lavoro in cui appunto stavamo ci stava un po' stretto, quindi è stata una scelta più per un discorso proprio di tornare a fare una cosa che ci facesse star bene. Non ci si annoia, questo sicuro, si è a contatto con la natura, con le persone. A me questa è una cosa che per me, per come sono fatta io, stare proprio a contatto con la gente mi dà quel qualcosa in più che non avevo prima, ad esempio. E quindi soddisfazione nel vedere un prodotto che parte dall'allevamento, quindi il latte, trasformato per dar vita a un prodotto che è il formaggio, e stessa cosa con gli saccati, e vedere il cliente che alla fine è soddisfatto di quello che mangia, è un po' un ritorno a quello che è il mangiare di una volta. Non si trattò tuttavia di un ritorno puro e semplice, perché Milady, Michele e Davide quello che portarono furono soprattutto delle idee, vocate alla modernizzazione sia nella struttura produttiva che nella gamma dei prodotti. Tutto però ricondotto a una filosofia aziendale ben precisa. Qui si pratica l'economia circolare, quindi gli sprechi sono ridotti al minimo. Ma il loro apporto ha contribuito a fare un salto di qualità veramente significativo a questa marca, unica nel suo genere su tutto l'altopiano. In parte abbiamo portato qualcosa di nuovo come Malga, nel senso che la maggior parte delle malghe comunque fino ad ora hanno sempre fatto prodotti fatti al latte crudo, e quindi di conseguenza formaggi di un certo tipo, cioè Asiago e stagionati, cacciotte classiche. Noi abbiamo ampliato un po' la gamma di prodotti, diciamo, e abbiamo fatto yogurt, abbiamo fatto panna cotta e budino, abbiamo fatto prodotti fatti con latte eternizzato, quindi anche il discorso dell'Asiago è un prodotto che poche malghe fanno, forse siamo l'unica. E abbiamo un riconoscimento ex Bollocie che ci permette di commercializzare comunque in tutta Italia ed anche all'estero, e siamo l'unica malga dell'altopiano che ha questo riconoscimento, e quindi ci differenziamo un po' sulla tipologia di prodotti. Dal 2018 è stato aperto anche un agriturismo e quindi facciamo somministrazione di pasti. Non c'è ancora alloggio, però comunque in un futuro non si sa mai. E anche sta cosa è qualcosa che è andato appunto ad integrare quello che già si faceva, è un valore aggiunto perché ci permette comunque di far assaggiare ai clienti un prodotto che è nostro, perché tutto quello che facciamo qui è praticamente fatto con i prodotti nostri, quindi cucina semplice però con i prodotti che facciamo noi. Cosa si prova ad avere 3 figli che hanno deciso di seguire
la tua strada? Penso che arrivare anche a una certa età, ormai non dico sono vecchio, però gli anni passano anche per me, avere i figli che praticamente si sono appassionati un po' della trasformazione, della vendita, dell'attività dell'agriturismo, è la soddisfazione più grande che un genitore può avere, veramente, avere dei figli bravi che si impegnano così. Praticamente io lavoro soprattutto per loro, ecco. La soddisfazione è grande arrivare a una certa età, avere i figli che ti seguono, e penso che sia il massimo della soddisfazione che un genitore può avere. E questo è l'Asiago DOP, il prodotto di punta della Malga. E devo dire che veder nascere questo formaggio dalle mani di Michele è un'esperienza che, seppure posso dire di aver visto anche diverse altre volte, anche qui ha il suo significato unico. Perché ogni casaro ha il proprio segreto, la propria manualità, i propri rituali. E quello che mi ha colpito di Michele e dei suoi collaboratori è stata l'accuratezza delle fasi, nel senso che per arrivare a produrre una forma di Asiago ci sono veramente tanti passaggi, anche tra virgolette insospettabili. Dal rispetto dei tempi, la manualità con cui viene trattata la cagliata, durante, prima e anche dopo. Ci sono tutta una serie di passaggi che richiedono innanzitutto una grande sensibilità nelle mani, nelle braccia, nel rispetto dei tempi, e queste sono cose che si imparano soprattutto lavorando. Lo stesso Michele mi ha detto che la sua pratica, quest'arte, l'ha ereditata ascoltando i vecchi casari. Non ha fatto una scuola vera e propria, ha fatto dei corsi di perfezionamento, di aggiornamento, ma tutto il suo sapere pratico nella produzione dell'Asiago arriva da chi gliel'ha insegnato, vecchi casari ai quali mi ha confidato. Non è stato semplicissimo estorcere tutti i segreti produttivi, c'era anche della gelosia di fondo. Adesso però il loro formaggio di Malga Asiago DOP è riconosciuto come uno dei migliori dell'altopiano. Per fare una forma di Asiago occorrono in media dagli 80 ai 100 litri di latte, che sono tutti qui dentro, dove non c'è soltanto il latte, ma prima ancora ci sono le essenze floreali ed erbacee dell'altopiano, perché il latte viene fatto dalle mucche che mangiano quello che trovano qui intorno nei prati. Da un lato le vacche, la genuinità, dall'altro la meccanizzazione. Le forme rappresentano la fusione perfetta fra tradizione e innovazione. Che cos'è la bellezza? Beh, guardando un paesaggio del genere verrebbe da dire che questa è la bellezza, e sono sicuro che anche Maurizio sarebbe d'accordo. Però per lui c'è un qualcosa in più. Questa non è solo bellezza, è una conquista. Perché? Perché gestire un territorio di montagna non è affatto una cosa semplice. Richiede tempo, fatica, dedizione, sensibilità ambientale, gratuità, tutti concetti che non sono sempre facili o immediati da far capire. E lui non mi nasconde un certo rammarico quando mi fa notare che un tempo erano molte di più le persone che rimanevano sul territorio a lavorare. Quindi qual è oggi il senso del suo lavoro, del suo mestiere? Perché è ancora qui? Soprattutto ha una missione, la sente come una missione quella che sta compiendo? Guarda, io abitando in montagna mi rendo conto che negli ultimi 10 anni c'è stato un abbandono veramente totale proprio del territorio. Ha senso, pensa all'importanza del ruolo nostro a livello della montagna, cosa comporta, sacrifici, però sotto l'aspetto ambientale penso che sia l'importanza del coltivatore nelle zone, soprattutto nelle zone pendenti, e la salvezza del territorio. Penso che dispiace che praticamente tante aziende nei nostri comuni qui vicino hanno chiuso per la difficoltà, per il discorso economico e per l'impegno del lavoro, però mi rendo conto che il bosco sta avanzando e praticamente vedi proprio l'abbandono, e non so dove andremo a finire con questo andamento. Ecco, dispiace vedere
i sacrifici che hanno fatto i nostri genitori per tenere pulito l'ambiente, per coltivare, per vivere. Una volta tutti avevano le vacche e tutti vivevano con 3-4 animali. Adesso nelle nostre zone veramente c'è stato un abbandono totale. Dispiace vedere che il territorio va così abbandonato. Quindi rimanere qui è anche un atto di resistenza? Penso proprio che sia un atto importante anche di fronte alla società, di fronte all'opinione pubblica, di fronte a tutti, ecco, perché dobbiamo rendersi conto che vivere in montagna è difficile e praticamente il ruolo nostro è molto importante. Come fate voi giovani a sapere com'era una volta e a trasmetterlo negli atti quello che fate? Beh, sicuramente dato da quello che ci racconta anche nostro padre, sicuramente dal mangiare tipico. Io ho in mente che mio nonno faceva in casa col latte di vacca, appunto, che avevamo, portava a casa tipo 5 litri di latte e sullo scolapaste proprio della pasta classico faceva la tosella, e per noi era un momento di festa, quindi eravamo piccoli, ma in realtà è qualcosa che torna nel momento in cui si ripropone sul piatto, e per noi questa è tradizione, tramandare una tradizione.